Non faccio i saluti perché non sono il padrone di casa. Il padrone di casa sta accogliendo il ministro che è già nel palazzo. Ci raggiungeranno fra qualche minuto, però vorremmo cercare di rispettare i tempi per consentire a tutti i relatori di dire la loro opinione, di contribuire a far crescere questo tema delle reti di imprese. Ora cercherò di stare nei tempi e chiederò anche ai miei colleghi di stare nei tempi. Innanzitutto devo salutare i tanti partecipanti a questo convegno, in numero addirittura superiore a quanto avevamo immaginato qualche tempo fa, tenuto anche conto che avevamo convocato in settembre e poi per la impossibilità fisica del Ministro di essere presente l'abbiamo rinviato in data odierna. Il tema è intrigante. Tutti sappiamo che quando parliamo di turismo, faccio una breve introduzione, dovremmo parlare di tre fattori per far crescere il turismo. Sono la governance, che deve essere buona, la promozione, che deve essere efficiente ed efficace, e il prodotto, che deve essere attrattivo. Allora, noi oggi non parleremo di governance, noi di questo tavolo, non parleremo di promozione, parleremo di prodotto. Partiamo dal prodotto. E per partire bene dal prodotto, oggi bisogna guardare cosa vuole il turista, cosa vuole chi compra o vuole comprare il prodotto. Allora, tutti lo diciamo da tempo, lo leggiamo, lo vediamo, il turismo non è più quello di qualche anno fa. Il turista contemporaneo non si accontenta più, è alla continua ricerca di emozioni, suggestioni, luoghi autentici, è sostanzialmente un soggetto molto inquieto. Si costruisce la propria vacanza seguendo i propri schemi, inseguendo le proprie esigenze, fa molto da solo, magari aiutandosi con internet, e non si lascia più incantare tanto da slogan che gli promettono di risolvergli ogni altro problema. È per questo che tutti gli operatori del settore si guardano il bene da raccontare bugie, perché poi questo gli si ritorce contro e perdono la clientela. E allora c'è un principio nel turismo. Nel turismo è l'offerta, sempre di più l'offerta che genera la domanda. E non dimentichiamoci che il potenziale viaggiatore oggi è alla ricerca di mondi complicati, complessi e non di singoli prodotti. E chi riesce a offrire questi mondi al consumatore, al turista, chi offre un sistema articolato di offerta, allora, e non si limita a offrirgli un solo prodotto, allora quello vince e quella diventa una destinazione di successo dal punto di vista turistico. Ecco allora che bisogna fare pacchetti integrati, organizzati, che di solito non vengono fatti da un unico soggetto, ma da una pluralità di soggetti, anche diversi, non necessariamente dello stesso comparto, ma di settori intrecciati. E non a caso il tessuto del turismo italiano è molto frammentato. E allora oggi possiamo proprio dire che il mercato turistico è governato da un nuovo paradigma. Il turismo di destinazione è finito e ha lasciato il posto al turismo cosiddetto di motivazione, dove il cliente che decide e cerca. Noi qualche volta ce ne dimentichiamo, però in questa prospettiva quello che fa la differenza tra una destinazione di successo e una no è proprio il saper lavorare insieme. Non è facile, non è facile. Lavorare insieme e creare un prodotto territoriale significa innanzitutto non inventarsi nulla, ma rispondere alla domanda attuale. Questo vuole il consumatore oggi. Chi non riesce a darglieli non può avere successo. Significa stimolare, credere nella interrelazione, nella cooperazione fra aziende e produttori di servizi turistici diversi. Essere altamente modulabili. Teoria, qualcuno dirà. Però diminuisce sempre di più l'importanza della destinazione in sé come semplice contenitore. Si va ai contenuti, come in internet. Internet è un contenitore, ma se si sbagliano i contenuti non serve assolutamente a nulla, sono soldi buttati via. E allora, per creare questa destinazione prodotto, ci vogliono molti attori, molti soggetti.
è necessario superare i limiti angusti o meno angusti di una singola azienda e fare rete tra imprese dello stesso comparto, oppure fare rete tra imprese di comparti diversi. Anzi, nel turismo proprio questa è la caratteristica. Pensiamo solo al turista che alloggia in un hotel in Friuli Venezia Giulia che chiede voglio andare un giorno a Venezia. Chi gli organizza questa cosa? Che corsie privilegiate gli diamo? Bisogna trovare altri operatori. Allora, le aggregazioni di imprese in Italia ci sono da sempre, ma o hanno un legame troppo debole, penso alle associazioni, non è una critica alle associazioni, le associazioni per definizione presuppongono un legame debole, oppure vincolano le imprese aderenti a realizzare in comune specifiche fasi dell'attività imprenditoriale, spersonalizzando talvolta le proprie caratteristiche. È il caso dei consorzi. E quando poi a questi consorzi vengono meno o si riducono le risorse economiche per muoversi, allora i nodi vengono al pettine. E quindi vuol dire che il nostro sistema non ha ancora delle formule aggregative di successo, soprattutto in un'epoca come quella di oggi in cui l'interrelazione e la cooperazione tra le aziende, il fare sistema deve uscire dagli slogan e diventare pieno di contenuti. Ora, non è che le imprese del turismo in Friuli e in Italia non ci siano, però in realtà di reti ce ne sono pochissime, ma sappiamo anche che il turismo per avere maggiore competitività, lo diciamo tutti, ha bisogno di 3 elementi: un fisco più leggero, un lavoro meno costoso e più flessibile e un accesso al credito meno tortuoso. Ecco, se queste condizioni ci fossero in un determinato territorio o in un determinato paese, allora si potrebbe, come dicono giustamente le imprese, liberare più facilmente energie represse e diventare più competitivi. Bene, qualche anno fa, esattamente 5 anni fa, nell'ordinamento giuridico italiano è uscita una nuova norma, un nuovo concetto, il concetto di rete d'impresa. È ispirato, ma come sentiremo dopo in maniera più professionale, a un concetto europeo. È un'aggregazione tra imprese più leggera di quelle che si può avere in un consorzio, meno spersonalizzante perché non si rinuncia alla propria individualità professionale e produttiva, conserva l'individualità giuridica e l'autonomia patrimoniale e crede, la rete, in un progetto. Ora, sono passati quasi 5 anni dal 6 agosto del 2008 e oggi abbiamo nel Paese circa, se non ho fatto male i conti, 900 contratti di impresa, cioè nulla, che coinvolgono 5.000 imprese. Ma queste non sono del turismo, sono contratti di impresa prevalentemente di altri settori di attività economica. Nel turismo, come sentiremo dopo, ci sono degli esempi, i primi esempi, ma si potrebbe fare molto di più. Allora le domande che questo tavolo dovrebbe affrontare e questa sessione odierna dovrebbe in qualche modo aiutarci a risolvere sono: ma perché così poche rete di imprese in Italia e in Friuli Venezia Giulia? Le imprese non ci credono? Non ci crede il governo? Non ci credono le regioni? Non ci credono le camere di commercio? Non ci credono le banche? Abbiamo comunicato troppo questa conoscenza? Ecco, quali sono i problemi che dobbiamo affrontare perché queste reti di impresa, se ci convincono, possono aiutare il turismo a crescere? Perché noi oggi stiamo lottando, gli operatori lottano con le unghie e con i denti sul turismo, cioè il turismo mondiale cresce costantemente, quasi in funzione anticiclica, il turismo nostrano, italiano e friulano arranca. Stiamo tutti perdendo posizione nel ranking mondiale. E allora c'è qualcosa che non va e questa potrebbe essere la soluzione. Ecco, oggi abbiamo voluto impostare questo pomeriggio in 2 momenti. Un primo momento, quello in cui mi trovo io, che è un momento dedicato alla conoscenza. Cioè, cosa sono questi contratti di rete di imprese? Come funzionano? Quali garanzie danno? Quali prospettive propongono agli operatori? E la seconda invece è dedicata a una riflessione e anche alla strategia. Perché mentre qui vedete 4 tecnici,
Nel secondo panel troverete dei personaggi, i nostri decisori, le camere di commercio, le banche, la regione e lo Stato. Ecco, io credo che se riusciamo a rispettare i tempi senza mortificare i nostri compagni, potremmo dare un quadro abbastanza esauriente e io, da quello che so, penso anche a qualche stimoli a muoversi di più e a ottenere dei risultati. Finito questo, adesso io mi appresto veramente a presentare rapidamente i miei compagni di viaggio, a cominciare dalla dottoressa Stefania Saccone, che è un'esperta fiscalista, giusto? E che ha studiato molto bene la rete di impresa e ci dirà quali sono i vantaggi rispetto ad altre formule aggregative nel fare una rete di impresa in termini fiscali. E quindi tocchiamo l'elemento chiave della competitività. Poi abbiamo alla sua sinistra l'avvocato Fabrizio Fillì, che comincerà per prima perché è un esperto giuridico ed è giusto avere un inquadramento complessivo di questo contratto di rete, che presuppone degli elementi giuridici. Infine, il nostro direttore generale della Cassa di Risparmio, Renzo Simonato, che ci porterà dei risultati interessanti e dei casi di studio proprio nel turismo, perché li ha tirato fuori, non in Friuli purtroppo ancora, speriamo presto di poterli guidare, e mi pare della Toscana e di altre realtà dell'Italia molto interessanti. Ma allora basta, perché se non la faccio troppo lunga. Volevo dire solo questo: siamo in diretta streaming e siamo anche con la possibilità, chi ha questa dimestichezza e questa abitudine, di giocare su Twitter e di commentare le relazioni dei professionisti e di farci arrivare le loro considerazioni. Nei prossimi giorni la diretta streaming sarà visitabile nel nostro portale del turismo e anche le slide che vedrete utilizzare dai nostri compagni di viaggio.